Nello suonisce saxofono. Stata di all'ombra ma che caldo che fa. Siamo appiccicati dentro questa città, ma questa relazione che mi soffoca. Agosto quanta neve che cadrà. Tutte le stagioni con la stessa mania. Prendi e ricominci con la gelosia. Sangue in auto prendo la rinascita. Destinazione la felicità. Campo Marino, mo che arrivo ti giuro, mi diverto un casino. Campo Marino, e speriamo che mi hanno lasciato un lettino. Campo Marino, e va bene tesoro, lo prendiamo il mattino. Campo Marino, la mia foto ricordo con te. E quando figura in mezzo a ma fa per un viaggio. Guardate quel sorriso, guardate come ero contento. Avevo appena superato una delle sfide più imbarazzanti, ovvero quella suggeritami da Alessio Bregnini, che mi chiedeva di vestirmi come Enzo Savastano e di cantare la sua mitica canzone Campo Marino nella piazza principale di Praga. Allora facciamo una cosa. Se tu vinci, io ti rimborso viaggio. Già mi aspira, e avrei quando mi era? Paga tu furore e paga il fuoco preventivo. Si perde invece. Ma quando perde vince. Si perde, ma proprio viaggio tu a me. E quando torna, ti fai un bello bagno lì di Mappatella. Un bagno in inverno. Che ti mette paura, fra? Ma quale paura vince? Accetto la scommessa. Eccoci qua, voglio. Questi sono i biglietti per Praga. Il 9 febbraio partiamo. Ora tocca a voi propormi nei commenti di questo video tutte le sfide che volete. Noi ovviamente sceglieremo le più simpatiche e le più originali e io cercherò di superarle. Quindi fatevi avanti, questo video lo scrivete voi. E se poi volete venire pure voi, tanto costa poco. Oh, però non scrivete cose troppo difficili, perché siamo facili a finire letteralmente che paccherin da là. Ci organizziamo tutti i sabati, andiamo a lavorare un meno. Ero talmente lanciato che decisi di accettare anche la sfida di Enzo Bellezza, che mi scriveva di ballare il famosissimo reggaeton napoletano che oramai tutti conosciamo, cercando di apparare almeno €1 in donazioni. Non fu così semplice, lo Squirn raggiunse livelli storici, ma fortunatamente superata anche questa seconda sfida, capì che per conquistare la vittoria dovevo abbattere i muri dell'imbarazzo e sporcarmi le mani. Ma che faccio fraccatora, e che sangue più sciora, ma riposo sulla mezz'ora, ma mai sempre lo stesso panina. Perché come dice un famoso proverbio, chi fravaga e sfravaga non perde mai tempo. E ma faccio un mazzo. Prova superata! Essere riconosciuto a Praga da un gruppo di giovani ragazze napoletane mi fece sentire un po' un artista. E mi finsi un artista di strada, più precisamente un ritrattista. Nonostante i risultati non proprio alla Leonardo da Vinci, riuscì a vincere anche questa sfida, racimolando anche qualche spicciolo. Mi sentivo all'apice della fama. Quindi decisi di seguire il consiglio di Ciro Gatta e di sfruttare la mia popolarità.
What? Sorry? What? But sorry, but I'm Fabrizio Cerrone. I am Fabrizio Cerrone. 120.000 like in Facebook. Facebook star in Italy, yes. And not to pay, yeah. Non è not possible. Oh, how are you? Ehi, come sta? Amore mio, sta a posto, Che dici? Che ci fai qua? No, chi si voleva fare proprio con A me? te. Bella frase, ma voglio bene, mi sentivo sicuro di me, anche se faticai non poco a convincere quel cameriere che aveva di fronte a sé il più grande sparagnatore di Napoli, nonché presidente immaginario dell'MD. Ehi, guarda, not per qualcosa, però, yes, guarda, 120.000, yes, like in Facebook star in Italy, dai. Not possible to pay, dai. Thank you, my friend. Thank you. Praga era stupenda, ma a me mancava troppo il mio discount, quindi appena lessi la sfida lanciata da Gaetano Contino, l'accettai senza pensarci nemmeno 2 volte. Dovevo respirare un po' di aria di Pezzotti. Sorsetto, vino. Sorsetto. Ah, l'ho appoggiato l'altro ieri, ho messo tutto a posto la muraglia del sorsetto. Ma ti scusate una volta, ci scusate. Ci fa sempre tutte cose in questo supermercato, guarda. È una cosa incredibile, guarda. Ma c'ho conosciuto, ma che è questa cosa? Musica. Ma non sa c'ho conosciuto, ma che è? Ma non mi riconosci più stamattina. Ma pare non sta l'MD. Sorry, ma scusa, il sorsetto, cioconut, ma non sta, cioconut e sorsetto. Non ci sta niente, casato cola, niente proprio. Cioè, non riconosco più il mio supermercato, voglio. Ma cosa c'è, scusi, tu te ne hai tu, ma tu te ne hai sei faticato, ma no, chi, senza come cacci tu perché non si fatica così, ci sta rovinando un'azienda. Considerando che oramai ero finito di nuovo sulla strada, pensai che la proposta di Luigi Gardone meritava di essere provata e quindi decisi di buttarmi nuovamente sulla piazza. MD, poco, cazzato, very good, avanzato, in da capimosso. Stavolta misi l'arte da parte e puntai direttamente ai fatti. Volio, non so tre palesi. Questa è roba da Vanguard, questa è roba da, guarda, la teniamo in esclusiva. Ok, my friend, Molini? No, I don't understand, man. You don't understand, ma sparagna, you understand. Because veramente, guarda, maestro, guarda. English, fratello. Vengutori cream che è tutto sotto equilibrio. No, prego, capisci, una bella esperienza, ma purtroppo si sa, il crimine non paga. Quindi decisi di adoperare le tecniche di marketing più innovative viste sul web nell'ultimo decennio. Roba da Disney, roba da cosa, roba fresca, frutte, roba Disney, cose. Salvatore, roba da Disney, roba da cosa. It's too much. 10 euro! No. È un regalo! Voglio roba da frutte, roba da Disney, roba da cosa. Vuoi sapere a quanto è tempo? A quanto è tempo? A 10 euro! È un regalo! È un regalo! Tutto 10! È un regalo! Qua! Tutto 10! È un regalo! È un regalo! Tutto 10! Tutto 10! È un regalo! 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 Tutto 10! È un regalo! È un regalo! È un regalo! Sembrava incredibile, ma nonostante risultai un simpatico venditore, non vennette ne manca, non pari papush.
Ero molto deluso, ma soprattutto arrabbiato. E quando disse un cazzato, mi sa gli camurra. Ma fa pesce e pesce. È piccolino. Chi sei più grossi su qua? Ma fa pesce e pesce. Facciamo pesce e pesce. I due poveri turisti mi guardavano talmente schifati che mi sono detto proprio una madrina. Questa è stata per me la sfida più difficile di tutte. Well, that's amazing, and part 2 is 2 times better. A questo punto non mi rimaneva che far giocare la gente alla battle flip e fargli fare la mossa della dab non appena riusciva a mantenere la bottiglia in piedi. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now. 'Cause we'll be screaming now. We can be heroes everywhere we go. Considerate che ancora internet a visto che ci sono riuscita a luffare gente di tutte le età, mi pareva la sfida più facile. Infatti ero molto fiducioso e sicuro di superare anche questa prova, ma il tempo passava e l'orario di partenza dell'aereo che ci avrebbe riportato a casa si avvicinava sempre di più. I tentativi furono numerosi, ma alla fine nessuno ci è riuscito. Ah già, è sicuro. Siamo un mese di febbraio, vicino. Ma fritta. È una cosa, ma è una cosa accoppata la roba. Ti va, che è? Sicuro, sicuro. And I am feeling so small. Tutto mi sarei immaginato, ma non di andare a finire che paccherino dall'acqua per mezzo alla casato cola. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl.